la bufera dopo l'emendamento alla legge sblocca cantieri sulla gestione commissariale del Mose. Zaia ribadisce: se ne occupi lo Stato, no alla tassa di scopo, imbarazzante richiesta proprio mentre chiediamo l'autonomia. Toninelli replica: non pagheranno i veneti. E ora il caso della donna trovata sgozzata nel Piacentino e il marito in fuga con i due figlioletti, bloccato in A4 a Cessalto. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 registrata alle 5.14 al confine tra Italia e Slovenia, epicentro a 12 km da Gorizia, non si segnalano danni a persone o cose. Nuove immagini sui fumi che escono dalla distilleria Bonollo di Conselve nel Padovano, il video della mamma mostra i giochi dei figli ricoperti di polvere nera. Rischio astensionismo anche al 40%, l'analisi del politologo Paolo Feltrin sulle europee del 26 maggio. Attenti, dice l'esperto, a credere che possono essere davvero un test per le nazionali. Ultimi preparativi e poi la partenza verso Milano, domani la 92esima adunata nazionale degli alpini, le penne nere venete in marcia. L'Italia attraverso le impronte, le immagini, i sopralluoghi, 100 anni di storia del nostro paese attraverso la polizia scientifica, la mostra inaugurata a Vicenza nella loggia dei capitani. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano torniamo a parlare della bufera, della polemica dopo la presentazione dell'emendamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla legge sblocca cantieri e la creazione della cosiddetta gestione commissariale del Mose, il supercommissario, e una struttura pubblica che si occupi di portare avanti, concludere e collaudare l'opera. Come sappiamo, abbiamo raccontato ieri, la previsione di una tassa di scopo ha fatto saltare il tappo delle polemiche, continuano le polemiche incrociate tra Venezia e Roma, anche oggi nuovi commenti da parte delle forze politiche. In attesa che si alzino davvero le paratie del Mose per arginare l'acqua alta, a Venezia si alzano le barricate contro la gestione e i costi di manutenzione dell'opera paventati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in un già contestatissimo emendamento al decreto sblocca cantieri che si è attirato le ire del presidente della regione Luca Zaia come del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. L'enorme costo di gestione e manutenzione del Mose è stato quantificato in 100 milioni di euro all'anno che verrebbero coperti, secondo il dicastero retto dal ministro del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli, attraverso un'imposta di scopo con ricavato vincolato che andrebbe a gravare sui turisti, anche giornalieri, di Venezia, quali beneficiari ultimi del servizio di difesa della laguna, tenendo in debita considerazione che la città di Venezia, si legge nella relazione che accompagna l'emendamento, conta circa 28 milioni di presenze turistiche all'anno. L'emendamento stabilisce anche il passaggio di consegne dal magistrato delle acque, già abolito dal governo Renzi, ad un commissario straordinario per il Mose di Venezia. Per Zaia non esiste che si imponga ai cittadini veneti di pagare un'opera che più nazionale di così non si può. Della questione se ne deve occupare il governo. Per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro gli emendamenti presentati dal MIT al decreto sblocca cantieri sono indecenti. Brugnaro si è detto anche incredulo e scandalizzato da un'iniziativa confusa ed estemporanea che non è stata condivisa con gli enti locali. Una levata di scudi bipartisan che ha coinvolto anche esponenti del Partito Democratico e di Forza Italia per una questione che pare avere tutti i presupposti per aprire un nuovo terreno di scontro all'interno del governo. E le dichiarazioni si susseguono in queste ore, come quella dello stesso ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli nell'occhio del ciclone. Dice: è giunto finalmente il momento di portare a conclusione l'opera del Mose, lo faremo attraverso un commissario governativo e soprattutto di dare attraverso un soggetto pubblico la manutenzione e la gestione nei decenni a venire. Questo, ha precisato Toninelli, è il significato dell'emendamento proposto dal MIT. Sono convinto che saranno d'accordo anche Zaia e Brugnaro, perché non graverà, dice Toninelli, sulle tasche dei cittadini veneti, ma sarà una struttura che finalmente potrà rendere efficiente ciò che di efficiente fino ad oggi non è mai stato. Questo dice stamattina Toninelli. Nel frattempo, sempre Zaia ribadisce invece il concetto: niente tassa, disposti a ragionare ma non a sborsare un euro, e parla anche di una richiesta imbarazzante. Sentite. La salvaguardia è la salvaguardia di una città che è patrimonio dell'umanità, e quindi lo Stato dimostri di esserci, di essere presente e si gestisca quest'opera e tiri fuori i soldi. Di certo non li deve chiedere a noi. Dall'altro voglio anche dire che è imbarazzante sentirci fare queste richieste in un momento nel quale noi facciamo un'altra bella richiesta, che è quella dell'autonomia. Quindi no a questo modello, si trovi un'altra soluzione. Noi siamo a disposizione per i ragionamenti, ma di certo non per tirare fuori i soldi.
Nel frattempo, da fonti del Ministero, l'ANSA apprende in un lancio di agenzia che l'emendamento del Mittal DL Sblocca Cantieri verrà modificato per sottrazione. Nella sua prima formulazione prevede la nomina di un commissario, una sostituzione del provveditorato delle opere pubbliche, la costituzione di un soggetto pubblico per la gestione e la manutenzione delle dighe mobili e una tassa di scopo per il suo finanziamento. Questo è il pacchetto, diciamo, dell'emendamento, ma dice l'ANSA in un lancio di agenzia da fonti del Ministero, questo emendamento potrebbe essere modificato per sottrazione. L'emendamento, precisa il Ministero, è una proposta non ancora depositata in Parlamento e la formulazione del testo è ancora in divenire, quindi c'è spazio per modificarlo ed è chiaro che dopo la levata di scudi che viene dal Veneto potrebbe esserci un destino in questo senso, una modifica, ma è tutto appunto ancora in divenire. Adesso lasciamo questa pagina dedicata alla bufera sul Mose, apriamo la pagina della cronaca. Ieri la fuga conclusa in Veneto, conclusa nella Marca Trevigiana, c'è salto in A4 per un uomo accusato di aver sgozzato la moglie a Piacenza. È rinchiuso nel carcere di Venezia in stato di fermo il marocchino di 41 anni accusato di aver ucciso la moglie a Borgonovo in provincia di Piacenza. Abdelkrim Foukai è stato rintracciato e bloccato ieri nel tardo pomeriggio sull'autostrada A4 nell'area di servizio Calstorta in comune di Cessalto. L'uomo era fuggito in auto portando con sé i 2 figlioletti di 2 e 4 anni. È stato individuato grazie alla targa dell'auto segnalata ai varchi autostradali. La moglie, Damia El Assali, 45 anni, è stata trovata ieri mattina sgozzata nell'appartamento della famiglia. In un primo momento si temeva anche per la sorte dei 2 bimbi. Fortunatamente i piccini stanno bene. Gli inquirenti ritengono che verosimilmente non abbiano assistito all'omicidio della madre né si siano resi conto di quanto accaduto. Dopo il ritrovamento del cadavere della donna è scattata la caccia all'uomo. Dopo alcune ore di buio la vettura del marocchino, una Fiat Panda, è stata filmata dalle telecamere di videosorveglianza dell'autostrada. La polizia stradale, allertata dai carabinieri di Piacenza, era pronta ad intervenire. Nell'area di Calstorta gli agenti della stradale di Portogruaro l'hanno bloccata. L'uomo è stato fermato, i bimbi presi in consegna da personale femminile della polizia verranno probabilmente affidati a dei parenti. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 5:14 di questa mattina al confine tra Italia e Slovenia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 12 km di profondità ed epicentro a 12 km da Gorizia. Non si segnalano danni a persone o cose. Adesso l'ambiente e torniamo ad occuparci a Conselve dei residenti, della preoccupazione dei residenti che vivono vicino alla distilleria Bonollo. Abbiamo già mostrato un primo video di denuncia da parte dei residenti, ci torniamo con altre immagini inquietanti. Domenica 5 maggio, ecco l'enorme nube di fumo che esce dai camini della distilleria Bonollo in centro paese a Conselve. I residenti documentano tutto con i telefonini. Domenica l'aria era irrespirabile, dicono. La puzza li ha svegliati già durante la notte. La situazione va avanti così da settembre. Dopo numerose segnalazioni ai carabinieri e all'ARPAV attendono di conoscere gli sviluppi dopo il vertice in prefettura di marzo e i risultati delle ultime analisi. Quello che ci fa arrabbiare è che almeno in apparenza nessuno sembra fare attivamente e in tempi brevi qualcosa che ci sia utile per vivere dignitosamente. Guardate le immagini girate da una mamma. Ecco come ha ritrovato i giochi dei figli dopo averli puliti solo un giorno prima. Indecente, indecente, indecente. I bambini ormai non giocano più in giardino. I residenti che vivono nei condomini anneriti dal fumo che sorgono davanti al complesso delle distillerie continuano a documentare gli strati di polvere nera che quotidianamente si deposita sui loro balconi. Dopo una settimana dentro, tra l'altro, neanche fuori, cioè dentro a dove si chiude il balcone, quindi finestre chiuse o aperte,
Non me ne frega niente a nessuno. La rabbia mista a preoccupazione, visto che i depositi dei fumi entrano anche quando le finestre sono chiuse. Lì non ci vado neanche perché tanto qua non viene più via. Cioè, ma questa è la situazione in cui bisogna vivere. Davvero inquietanti queste immagini. Continuerà la nostra inchiesta sulla vicenda di Conselve. Adesso, sempre sul fronte ambientale, invece una buona notizia. Finisce dopo anni un incubo, quello dei rifiuti depositati alla zona dell'ex Nuova Esa, al via lo smaltimento di una prima parte di queste tonnellate di rifiuti. I lavori di smaltimento e rimozione dei rifiuti nell'area ex Nuova Esa di Marcon. Un intervento messo in risalto dalla presenza dell'assessore regionale all'energia, il sindaco di Marcon e l'assessore alle politiche ambientali di Mogliano Veneto. Con questa operazione noi togliamo da questo territorio meraviglioso 3.500 tonnellate di porcheria che porteremo nella discarica tattica di Sant'Urbano, e questo grazie alla collaborazione sinergica della Regione, con il NOE, che ringrazio e non smetterò mai di ringraziare, con Veneto Acque, con l'ARPA, con la città metropolitana, con i 2 comuni, con i vigili del fuoco, insomma i dirigenti e i funzionari della Regione. Questi sono risultati che raggiunge non solo perché hai le risorse, ma perché tutti ci credono. Un investimento da parte della Regione di 3.200.000 euro, un investimento sentito, una richiesta molto forte da parte della cittadinanza di rivedere un sito di questo tipo bonificato finalmente. Le tempistiche anche ci danno grosse garanzie su quello che potrà essere l'iter di completa bonifica di tutta l'area, un'area molto vasta tra l'altro e dimenticata per tanti anni. Queste plastiche che vediamo alle mie spalle insistono nel territorio del comune di Mogliano Veneto e spero che un giorno al posto di queste plastiche vi possa essere un centro di ristoro. Un intervento che arriva in un momento particolare che serve per dare un chiaro segnale. È un bel segnale anche di civiltà, visto tutto quello che sta succedendo, le infiltrazioni mafiose nei siti ambientali, insomma è bene tenere sempre alta la guardia. Che esista la mafia lo sappiamo, che la mafia vada dove ci sono i soldi lo sappiamo, che siano dei veneti a collaborare con i criminali mafiosi per fare soldi, questo mi fa rabbrividire e per quanto mi riguarda se la pena è 100 per un veneto mafioso deve essere 1000. Adesso Venezia per parlare del futuro dell'ospedale civile di Venezia, le buone notizie sul futuro dell'ospedale civile di Venezia, ce lo racconta da Venezia in diretta telefonica Ferdinando Garavello. Ferdinando. Sì, buongiorno. Allora, l'azione congiunta della Regione e del Consiglio regionale del Veneto hanno permesso di superare i paletti imposti dal celebre decreto ministeriale 70, creato apposta per riorganizzare la rete ospedaliera nazionale con l'individuazione di cosiddetti criteri omogenei. Peccato che Venezia, per la sua stessa natura, non possa in alcun modo rientrare nelle categorie omogeneizzate delle normative nazionali. Roma è lontana, si sa, e di come vanno le cose in laguna nei palazzi della capitale sanno poco o nulla. Ecco quindi il via libera arrivato ieri da parte del Consiglio regionale alla legge proposta da Palazzo Balbi che permette di superare questi vincoli. Allora, all'ospedale civile di Venezia viene restituita la definizione di struttura SPOC, ovvero di presidio ospedaliero di primo livello, alla luce proprio della specificità del territorio lagunare. Il decreto ministeriale poneva sul nosocomio veneziano la classificazione di base a causa del parametro, ritenuto vistosamente impreciso, della sola popolazione residente. Nessuno aveva fatto i conti con turisti, pendolari, studenti e tutte quelle persone che rendono il capoluogo veneto un unicum a livello nazionale. L'assessore alla sanità Manuela Lanzarin sottolinea come la soluzione sia, dal punto di vista della Giunta Veneta, assolutamente inoppugnabile sul piano giuridico e parla di un intervento che risponde alla realtà del buonsenso, annunciando che la questione verrà ribadita anche a livello nazionale nel nuovo patto per la salute. Grazie a Ferdinando Garavello. Adesso la politica, le elezioni europee del 26 maggio, molti parlano delle elezioni europee come di un test, anche ovviamente se ne sta ragionando in questi giorni per la politica nazionale, ma il politologo Paolo Feltrin avverte, attenti, che sono due realtà diverse. Ce lo spiega così, sentite le sue parole. Bisogna usare molta prudenza perché la tendenza è inevitabile, è l'unico voto che ho.
tra un'elezione politica e l'altra, tra una regionale e una politica, e quindi la tendenza a dire beh, ha un significato nazionale, c'è tutto. Tuttavia bisogna stare ben attenti al fatto che l'europeo va a votare un 20, 30, a volte anche di più per cento in meno rispetto alle elezioni politiche, e quindi la domanda è: che cosa avrebbero votato le persone che sono state a casa o che staranno a casa? Quindi un metro per valutare questo è ragionare più in valori assoluti che in valori percentuali e vedere quanto ogni partito ha perso in valori assoluti rispetto alle ultime elezioni politiche. Se invece mi fido delle percentuali rischio di prendere lucciole per lanterne. Facciamo un esempio storico lontano. Nel 1984, proprio anche per come dire, la commozione sollevata dalla morte di Berlinguer dopo il comizio di Padova, l'elettorato comunista andò in massa a votare e per la prima volta in un'elezione nazionale, dal 1946 in poi, il Partito Comunista Italiano superò la DC. Era vero? La risposta era no, semplicemente, data la particolarità delle elezioni europee e dato dal fatto che il 20% non votava, rispetto alle politiche, il PC ottenne un risultato più elevato. Ecco. Intanto a 20:10 ieri sera, a proposito di europee, c'era il candidato di Più Europa Italia in Comune, Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma, ex esponente del Movimento 5 Stelle. Basta ideologie sull'autonomia, ha detto durante la trasmissione di ieri sera, attaccando anche la Lega. Sentiamo ora un passaggio di questo tema toccato da Pizzarotti. L'autonomia è una tematica che va fatta ben comprendere ai cittadini e non penso che, cioè nel modo ideologico con cui è stata venduta dalla Lega in Lombardia e Veneto sicuramente c'è la richiesta, perché vi terremo tutti i soldi, faremo tutto noi, non daremo più niente agli altri, ma evidentemente prima di tutto non è così, perché il calcolo dei fabbisogni standard, cioè la logica è mantenere le stesse risorse che lo Stato già spende per la stessa regione, quindi non si hanno risorse tolte da altre regioni. All'inizio dovevano essere i 9 decimi, cioè restava qui quasi tutto, poi è diventato costi standard. Beh, ma anche per forza, anche per diversamente non ci sarebbe più una logica. Più che togliere agli altri è diventato quindi ci teniamo quei soldi perché noi lo facciamo meglio. E questo io penso che sia invece un concetto sacrosanto, prima di tutto perché servirebbe, questo secondo me servirebbe una riforma nazionale, non solamente il tema delle autonomie differenziate, per responsabilizzare i singoli comuni e le singole regioni che in diverse zone d'Italia è evidente che hanno una diversa attenzione anche solo banalmente agli incassi delle tariffe, delle multe, e che quindi tante volte se tu, come dire, hai un incasso molto basso ti serve una perequazione più alta di risorse che ti arrivano dallo Stato. Serve che ognuno prenda la propria responsabilità di tenere corretta la sua tassazione, quindi per me un tema vecchio, tanto caro alla Lega, di cui non parla più, cioè avere la fiscalità locale differenziata per regioni e per comuni in modo da potersela regolare, secondo me è qualcosa che invece andrebbe reintrodotto. Tutti ne hanno parlato nel passato, oggi non è più un tema. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dalla cronaca, le fiamme in una casa abbandonata a Saonara, l'intervento dei Vigili del Fuoco. A innescare l'incendio sarebbe stato un probabile cortocircuito sviluppatosi in questo casolare abbandonato di via Frassenedo a Saonara. Sono le 12:45 di mercoledì quando suona l'allarme del 115. I vigili del fuoco intervengono con 2 mezzi, tra cui l'autoscale e 7 pompieri. Le fiamme, in poco tempo, avevano infatti invaso anche il solaio, interessando materiale in disuso e dismesso depositato nel casolare usato come magazzino. Per spegnere l'incendio ci sono volute circa 2 ore. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Tutto pronto ormai, manca poco meno di 24 ore ormai, perché l'alzabandiera sarà domani alle 9 in piazza Duomo a Milano. Parliamo della Donata Nazionale degli Alpini, inizia da 3 giorni domani, che porterà poi domenica lo sfilamento delle penne nere, la giornata più importante, domenica 12 maggio. Le penne nere ormai del Veneto sono tutte ormai in partenza, chi parte oggi, chi partirà domani mattina presto, anche le salmerie
reparto Salmeria di Vittorio Veneto in partenza, sarà la prima volta da parte degli alpini trevigiani senza Iroso. Il ricordo di Iroso è universale, cioè voglio dire non è una questione più di Vittorio Veneto, neanche dell'Italia, è una questione del mondo, perché da ogni parte del globo ci chiamano, ci scrivono, vedremo appunto anche di ricordarlo in qualche museo storico. Iroso se n'è andato una settimana fa lasciando un grande vuoto tra le penne nere vittoriesi, ma non solo. Ormai la sua storia è conosciuta anche al di fuori dei confini nazionali. In questi giorni, da quando si è saputo della sua morte, da più parti stanno arrivando dimostrazioni di affetto per l'ultimo mulo alpino e tanti coloro che vogliono ricordarlo. È nato un puledro di un centro nazionale importantissimo e il bello della notizia è che ci hanno chiesto di poter dare il nome e battezzare questo puledro, Iroso. Iroso adesso verrà cremato. Raccoglieremo le ceneri e faremo una cerimonia senz'altro qui in Vittorio Veneto per conservare le ceneri, per dare anche appunto visibilità, una cerimonia che sarà pubblica, e la nostra idea al momento è quella, ma mi pare che sia condivisa, di conservarle presso il monumento alle penne nere a Sant'Andrea, monumento che è costituito appunto da un mulo e da un alpino. Di Iroso resterà lo zoccolo con la matricola 212. Non è ancora stato deciso dove sarà conservato, ma una cosa al momento è certa: non sarà alla Dunata di Milano. Credo comunque che gli daremo una sede dignitosa, ecco, che sia proprio legata a quello che Iroso è stato, è e sarà per le truppe alpine, ma non solo. A Milano però Iroso ci sarà in un certo modo, e non solo nei ricordi delle penne nere. Pensiamo che sia giusto serbare una sorpresa a tutti, all'Italia intera quantomeno. Ci sarà effettivamente un qualcosa che è appartenuto a Iroso. E allora lo vedremo in questi giorni. Allora manca un giorno, come dicevamo, alla Dunata nazionale. Parte questa 3 giorni che noi comunque seguiremo giorno per giorno con i nostri alpini a Milano, e poi domenica è il giorno più importante con lo sfilamento delle penne nere. E allora, come ogni anno, Antenna 3 segue in diretta lo sfilamento delle penne nere dalle 9 di domenica 12 maggio, l'appuntamento da non perdere sulla nostra emittente per gustare insieme a voi, per assistere insieme a voi alla giornata più importante della Dunata nazionale, dall'inizio alla fine, sempre con noi. A Vicenza adesso per parlare di una mostra che ripercorre la storia d'Italia, 100 anni di storia d'Italia, l'ultimo secolo diciamo, però da un punto di vista particolare, dal punto di vista delle indagini della polizia scientifica. I casi che hanno fatto la storia attraverso le indagini della polizia scientifica, un'evoluzione di mezzi e tecnologia che ha segnato un secolo della storia del paese. È la mostra aperta alla Loggia dei Capitani in Piazza dei Signori di Vicenza. Un viaggio tra telecamere, antichi strumenti per prendere le impronte digitali, al riconoscimento facciale e alla ricostruzione tridimensionale della scena del crimine. Non l'americano telefilm CSI, ma è la realtà quotidiana di chi lavora a stretto contatto con il crimine. Mi piace ricordare il teatro virtuale che ci ha consentito oggi, con dati concreti in almeno 8 casi, di ricostruire in diverse dimensioni, in 3 dimensioni, ma siamo oltre la terza dimensione, ci ha consentito di ricostruire scene del crimine, fornendo un prodotto alla magistratura utilissimo per ricostruire casi che, se nel passato ci fossero capitati, come dire, e avremmo avuto la possibilità di avere uno strumento del genere, sarebbero stati risolti. Mentre i ragazzini si accalcano alla macchina della polizia scientifica per vedere dal vivo alcune delle strumentazioni in dotazione, la nostra telecamera indugia su vecchi ma a suo tempo utilissimi strumenti di indagine, antisegnali microscopi, il goniometro per lo studio della luce, il kit della valigetta per i sopralluoghi, per poi viaggiare tra i casi Togliatti, Matteotti, Valanzasca, Provenzano, per arrivare ai tempi bui delle Brigate Rosse, sempre più vicino ai nostri giorni, perché la polizia scientifica non è solo sulla scena del crimine. Oggi la polizia scientifica, nella polizia di prevenzione, quindi nell'ordine pubblico, fornisce una serie di servizi di cui usufruisce ovviamente il questore, che è autorità provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, che sono servizi finalizzati a documentare situazioni, questioni nell'ambito della polizia di prevenzione. In chiusura, prima di parlare della programmazione, questa notizia particolare che racconta il sito del Gazzettino di Belluno. Parliamo di Cristiano Ronaldo, niente di meno che il grande campione della Juventus. C'è Ronaldo con Del Vecchio, operai Luxottica in festa, ma è giallo.
Cristiano Ronaldo alla Luxottica, racconta il Gazzettino da Agordo, ma la sua sarebbe una visita segreta ed è smentita dall'azienda. Il giallo è cominciato quando molti dipendenti della Luxottica hanno visto il campione scendere dall'elicottero, pare da Milano insieme al patrono Leonardo Del Vecchio. Tra migliaia di operai si è subito sparsa la voce, nello stabilimento c'è grande attesa e si vuole vedere Ronaldo in visita alla fabbrica, ma l'ufficio stampa ha smentito la presenza del campione all'interno dello stabilimento. La vicenda assume in qualche modo l'alone del giallo, la presenza di Ronaldo però tra molti operai non è passata inosservata, sarebbe ora ai piani alti dell'azienda di Del Vecchio. Insomma, vedremo poi questa sera se si è trattato davvero di un falso allarme o se davvero c'era Cristiano Ronaldo in visita privata alla Luxottica nel Bellunese. E adesso una notizia che riguarda la programmazione. Ore 13 fra pochissimo, subito dopo di noi, e poi 20:10 questa sera per tornare a parlare di elezioni europee. Il nostro viaggio tra i candidati lo faremo con Nicolas Micheletti del Partito Animalista e Remo Sernagiotto di Fratelli d'Italia, conservatori e riformisti. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La perturbazione si allontana dall'Italia. Nella giornata di giovedì 9 maggio il tempo risulterà dunque in lento miglioramento. Nel dettaglio sul Veneto al mattino avremo ancora qualche pioggia sparsa ma piuttosto frequente un po' dappertutto. Col passare delle ore sarà via via più asciutto e anche con qualche schiarita più soleggiata. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 15 e 19 gradi. E condizioni di tempo instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni diffuse nella prima parte della giornata, ma entro la serata migliorerà con fenomeni in cessazione ovunque. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 16 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Avremo qualche piovasco al mattino, poi dal pomeriggio sarà via via più asciutto e anche soleggiato, specie sui settori settentrionali della nostra regione. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime sui 18 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.